Non solo il caro bollette con le spese di luce e gas alle stelle, ma anche l'aumento dei costi di tutte le forniture stanno mettendo in seria difficoltà l'intero sistema di assistenza agli anziani ospiti delle case di riposo. Gli aumenti delle spese per generi alimentari, lavanderia, prodotti per l'igiene e la pulizia stanno facendo lievitare i bilanci. Unanime il grido d'allarme. Al Sartor di Castelfranco si stima un aumento dei costi di 1,5 milioni di euro. In un bilancio in forte sofferenza ipotizziamo a fine anno una perdita di quasi 1.400.000 euro, quindi una perdita ad ospite di quasi 14 euro a giornata di degenza. Per ridurre le bollette si pensa all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto per un investimento da 600.000 euro, ma si attendono sostegni. Un intervento utile è poter effettuare questi investimenti in energie rinnovabili in modo tale da garantire una sostenibilità non nel breve ma nel medio e lungo periodo. Pesano come macigni gli aumenti per le spese delle forniture rilevati dall'Istituto Bombozzolla di Fara di Soligo nei primi 8 mesi del 2022. Non posso che associarmi all'appello accorato che è stato fatto anche da altri centri servizi del nostro territorio affinché il prossimo governo metta come primissimo punto all'ordine del giorno la valutazione di interventi per risolvere questa situazione. Appello al futuro governo condiviso da tutte le strutture. Ci deve dare delle risposte perché noi non vogliamo assolutamente che la situazione dei rincari dei nostri fornitori cada sugli ospiti, cada sulle loro famiglie, in quanto già hanno le loro problematiche dovute a questi aumenti sconsiderati della luce e del gas. Situazione critica anche a Casa Marani, secondo centro servizi per numero di assistiti della provincia di Treviso. Bolletta della luce di luglio da 19.000 a 91.000 euro e 25.000 euro in più per le forniture tra ristorazione, pulizia, lavanderia, con ulteriori richieste di revisione dei prezzi. Chiediamo ai candidati alle elezioni di domenica che si facciano portavoce di questo problema. Il welfare territoriale è importante e non possiamo rischiare di non erogare servizi importanti o peggio non avere le utenze e non fornire il servizio agli ospiti